Eccoci di nuovo in studio, prendo il testimone da Stefano Pittarello, parliamo di pensioni e lo facciamo con Onofrio Rota, segretario della CISL del Veneto. Buongiorno e benvenuto, non solo di pensioni, perché l'occasione di avere un segretario di sindacato, di uno dei 3 sindacati confederali, è abbastanza ghiotta per fare una serie di ragionamenti sulle politiche presenti e future del nostro territorio. Lei qui, mi permetto subito di prendere in mano, facciamola vedere, la mia pensione, progettare il futuro. Questa è la fatidica busta arancione, quella che a 1.800.000 persone in Veneto riceveranno nei prossimi giorni. E faranno un infarto? Un po', nel senso che questa busta arancione contiene delle informazioni. Contiene delle informazioni che possono essere classificate in 2 misure. La prima, tutto il conteggio dei propri contributi previdenziali, per cui da quando ho iniziato a lavorare fino ad oggi, comprese tutte, diciamo, le interruzioni che avrà avuto. In più c'è un calcolo di quando andrà in pensione con una rendita ipotetica. Ecco, queste sono le 2 priorità. La CISL del Veneto che cosa ha deciso di fare? Punti arancione. Punti arancione. La CISL del Veneto ha deciso, come Google che ha il punto per individuare. Avete dei fibrillatori a disposizione, esatto, per chi riceve questa busta arancione, però devo dire la verità, se lei dice che nella prima parte, chiamiamola così, c'è la ricostruzione del proprio percorso contributivo, una persona ha per la prima volta una sintesi ricostruisce un po' il suo lavoro, che di solito uno si trova a farlo andando a chiedere all'INPS e ci vogliono anche mesi, quindi questo è uno strumento utile. Perché cosa può fare nel caso in cui vede che ci sono dei periodi scoperti per 1000 motivi? Ecco, sì. Vediamola dal punto di vista positivo, poi andiamo a vedere. Vediamo l'aspetto positivo. Un lavoratore riceve la busta arancione e trova tutta la sua vita lavorativa al proprio interno. Cosa può scoprire il lavoratore all'interno di questo resoconto, questo estratto conto, diciamo? Può scoprire che ha fatto il servizio militare e non è stato conteggiato. Può rivolgersi presso i nostri sportelli e affrontare la questione per sistemarla. Può aver avuto un periodo senza esborso di denaro. Senza esborso di denaro. Può aver avuto un periodo di maternità non conteggiato, può avere un datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e per cui è un problema in più. Possiamo recuperare i contributi non versati. Per cui questo primo resoconto, questo estratto può sensibilizzare il lavoratore affinché possa capire la propria posizione contributiva e prendere tutte le misure necessarie per sistemarle. Per questo abbiamo aperto 24 sportelli in tutta la provincia, diciamo in tutta la regione del Veneto, dove anche abbiamo attivato un numero verde vogliamo dirlo, che è l'800 995 035 esatto. arancione. Qui possono ricevere una prima informazione su dove recarsi, che tipo di documenti portare, per cui possono avere una prima informazione. Ma ha citato prima la parte positiva, l'estratto conto è un aiuto che l'INPS ci fa dandoci un resoconto. Poi c'è la parte negativa che è alla fine. Negativa, no? Quella che può creare dell'apprensione. Esatto, che può creare sicuramente dell'apprensione ai lavoratori, che è quello di un calcolo ipotetico di pensione. Allora, può oscillare o eccessivamente positivo o eccessivamente negativo, con calcoli di rivalutazione come se il lavoratore non avesse nessun tipo di interruzione da lì al momento della pensione, senza che l'azienda possa chiudere eventualmente, per cui una visione estremamente ottimistica che può spingere il lavoratore a prendere e fare delle scelte che possono spingerlo per esempio a considerare la pensione integrativa non necessaria. Invece noi vogliamo fare una prevenzione della cultura previdenziale, per cui valutare anche di aderire a un fondo pensione, o altrimenti eccessivamente negativa perché le posizioni non sono regolari,
gli indici non sono valutati correttamente e trovano una posizione negativa. Però il margine d'errore qual è? Perché capisco che fare una previsione, che poi vista anche la riforma delle pensioni, si parla di pensionamenti ormai proprio a un passo dalla tomba più o meno. Che margine di errore è contenuto sia in positivo per eccesso che per difetto nelle informazioni che arrivano con la busta arancione, tanto per farsi un'idea? Beh, allora, il calcolo più semplice per far capire a una persona è quella di dire che ormai con il nuovo sistema a contribuzione la pensione mediamente sarà il 50% dell'ultima retribuzione, per cui uno prende retribuzione 2000 base, uno prende 2.000 euro, saprà che sa che si troverà con una pensione di 1.000 euro lorda. Però gli stipendi non sono 2.000 euro, gli stipendi No, sono più 1.200 euro. Se prende uno 1.200 euro si troverà una pensione di quasi 600 una euro. pensione sociale. Quasi una pensione sociale, esatto. Avendo lavorato 40 anni. Avendo lavorato 40 anni, rispetto, per quello anche l'abbinamento, abbiamo scelto di fare questa iniziativa dei punti arancione insieme al Fondo Solidarietà Veneto, perché creare una cultura della previdenza ci aiuta anche a consigliare al lavoratore pagarsi la pensione, pagarsi una pensione integrativa, versare dei contributi i soldi integrativi. per pagarsi la Però pensione a volte i lavoratori non sanno adeguatamente che all'interno del proprio contratto il datore di lavoro è obbligato a versare una contribuzione per la pensione integrativa. Poi ovviamente anche il lavoratore deve contribuire sia con una quota di retribuzione. Ma questo anche per chi ha lasciato il TFR in azienda? Anche per chi ha lasciato, o meglio, chi aderisce al fondo pensione, si compone l'adesione del fondo pensione con una quota aziendale, una quota da lavoratore e una quota di TFR. E chi invece a suo tempo decise, perché sai c'è stato un momento Rimane in cui si prende il TFR e poi eventualmente con quei soldi farà in modo di vivere. Esatto, ma poi ci sono le domande un po' più diverse e anche no, preoccupate anche dei lavoratori. Dicono, ma se aderisco a un fondo pensione poi non posso chiedere più un anticipo se ho un problema di salute? Se aderisco al fondo di pensione non posso chiedere l'anticipo per l'acquisto della prima casa? No, nel senso, così come chiede alla propria azienda l'anticipo per l'acquisto della prima casa del TFR, così lo potrà fare al fondo pensione o per spese mediche. Ovviamente quando andrà in pensione si troverà quello che ha messo via meno quello che ha richiesto. Meno quello che ha richiesto. Qual è l'atteggiamento di fronte all'adesione di questi fondi privati pensionistici? Cioè, ecco, siamo tutti consapevoli oppure... Io ripeto, forse c'è la consapevolezza, ma alla fine tra il mettere via, il fare la formica e il rispondere alle esigenze del quotidiano, soldi non ce ne sono adesso, siamo franchi. E quindi? Ecco, ha usato il termine questi fondi privati. Questi non sono fondi privati, sono fondi contrattualizzati, per cui sono le parti, datori di lavoro, sindacato, hanno stabilito di costituire un fondo. Per cui non è un'assicurazione, è una forma di contributo in più, come... Esatto. Ho capito. E per cui un fondo contrattualizzato. E è chiaro che eravamo abituati a lavorare 35 anni, ad avere un reddito che comunque per il livello dava una soddisfazione. In più il lavoratore alla fine prendeva anche la sua quota di TFR che gli serviva per aiutare il figlio o per fare altre scelte. Oggi sicuramente il sistema pensionistico pubblico è stato chiamato paga anche lo scotto, credo, di esagerazioni, perché ci sono state le baby pensioni, anche il fatto che si andasse in pensione con l'ultima retribuzione, individui che magari hanno pagato solo 5-10 anni di contributi, insomma ci sono state delle anomalie, solo che come al solito c'è il rischio che adesso per quelle non c'è stata la cosiddetta perequazione, no? Che è un po' il grandissimo limite, credo, dal mio punto di vista, del nostro paese. Però siccome piangere sul latte versato non si può, che cosa mi dice il rapporto a queste, proprio perché avendo istituito i punti arancione sentite la necessità di dare informazioni, che cosa mi dice, che cosa cambierà? Perché poi adesso c'è una prospettiva fatta sulla base delle indicazioni della riforma delle pensioni
attuale, ma è allo studio una modifica ulteriore. Cioè questo fatto anche di mettere mano in continuazione ad una riforma non sballa un po' la previsione? Come vi orientate? No, questa è una bellissima domanda, perché è una discussione che facciamo molto spesso con i lavoratori anche all'interno dei luoghi di lavoro, perché è da troppi anni che si discute nel nostro paese di pensione, no? E allora se uno rivolge una domanda a un giovane dice ma la pensione, non la farò mai la pensione, no? Non l'avremo mai. Non l'avremo ma mai. Lo diciamo anche noi che non siamo più giovani, insomma che ormai siamo adulti, e non è che la vedi tanto. Ecco, il problema è che noi dobbiamo avviarci prima possibile a una forma di stabilizzazione del concetto di pensione, perché se no i danni sociali del futuro saranno per i lavoratori, per le persone, saranno grandissimi. Allora ripristinare e riportare al centro il tema della pensione, una visione anche di lunga durata, questo ci deve aiutare. Cioè, regole che siano adesso quelle e rimangano quelle, perché nessuno riesce più a capire a quando si va in pensione, quali sono i parametri. Adesso c'è la possibilità di andare in maniera anticipata prendendo, cioè ci fa un po' un quadro, ci fa capire. Allora, la prima riflessione che faccio sulla riforma delle pensioni è la seguente, che abbraccia 3 categorie. Abbraccia i giovani, abbraccia i lavoratori, abbraccia i pensionati. Abbraccia i giovani perché si fa un po' di chiarezza in più e si inseriscono 2 nuovi elementi: la ricongiunzione di posizioni assicurative previdenziali diverse. Un ragazzo lavorava con forme di collaborazioni, potrà ricongiungere le posizioni dell'INPS senza pagare nulla. Può riscattare il percorso universitario senza pagare nulla, perché il conteggio gli viene riconvertito ai fini pensionistici. Questo quanto sarà nel momento in cui vengano, queste sono norme già operative? No, adesso vedremo i decreti attuativi del governo che traducono l'accordo che è stato fatto. Per cui questa è una sfera che coinvolge prevalentemente i giovani. Quindi una miglioria rispetto alla legge Infermero? Sì, decisamente una miglioria, e anzi è una grande opportunità per i giovani. Una volta tanto parliamo anche di giovani. No, parliamo dei giovani. Dei giovani, esatto. L'altra cosa interessante riguarda i lavoratori, perché dopo le varie riforme rispetto agli ammortizzatori sociali, noi abbiamo in Italia la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione straordinaria e poi la cosiddetta NASPI, che è il sostegno di disoccupazione. Cosa succede adesso? Con l'introduzione di 3 meccanismi, la cosiddetta APE, che si sta molto discutendo sui temi delle pensioni, ha introdotto 3 concetti l'APE. Ha introdotto il concetto dell'APE impresa, che vuol dire azienda in situazione di crisi, accompagno con un processo dove l'azienda si fa carico, i lavoratori a un percorso di uscita. Una buona uscita? No, non è una buona uscita, perché una buona uscita sarebbe un incentivo soltanto, ma accompagna il lavoratore ad avere una soglia di reddito utile poi a raggiungere il requisito pensionistico e poi passare a una situazione previdenziale. Abbiamo anche l'APE social cosiddetta o agevolata, che favorirà tutti quei lavoratori che per vari motivi si trovano in situazioni di salute, familiari a carico con disagi, anche lì problemi di salute, o addirittura lavoratori che hanno finito qualsiasi strumento di ammortizzatore sociale, possono godere di un'uscita anche qui anticipata. Allora introduce dei meccanismi. Ma devono essere a quanti anni dalla pensione? Poi quali sono i requisiti per andare? 67 anni? 67 anni. 40 anni di servizio minimo? Mediamente 40 anni. Diciamo, rimane il requisito. Purtroppo l'età media si alza, i conti pubblici della previdenza non mi vedo a 67 anni a condurre ancora. Purtroppo ma per i telespettatori diceva un osservatore, diceva, se si introducono altri 2 farmaci, un tumorale per i tumori e diceva
diciamo, dei miglioramenti sul tenore di vita, sulla salute, rischiamo di innalzare ancora di più l'età, il requisito pensionistico. E per cui questa è una risposta anche ai pensionati, ai lavoratori, per cui quelli che sono al lavoro, noi ci lamentavamo tanto dei cosiddetti esodati, no? Che perdevano il posto di lavoro, rimanevano in un limbo, esatto, e non avevano nessun tipo di ammortizzatore. Questa è una risposta per quel tipo di lavoratori. Poi abbiamo dato un'ulteriore risposta a quei pensionati, e qui arrivo all'ultima fascia. Che sono la fascia felice della società in questo momento. Relativamente felice, quelli che hanno una adeguata pensione, non sto pensando ai pensionati con minime o comunque che dopo tanti anni di lavoro hanno delle pensioni da fame, sto pensando delle pensioni decorose, ecco, che sono poi le forme di welfare, perché oggi poi i pensionati decorosi aiutano i figli, perché se poi facciamo un ISEE nella maggior parte delle famiglie c'è anche una distribuzione poi della ricchezza, no? Perché il padre e i nonni aiutano, no? Ecco, perché chi non ha una situazione delicata in famiglia per vari motivi. Ecco, e l'ultima parte aiuta i pensionati perché incrementa in alcune fasce la cosiddetta 14ª, che mette in mano ai lavoratori, ai pensionati un po' di risorse in più, e viene equiparata. Quindi anche quelli della minima avranno 500 euro in più all'anno. Aumenterà. E poi viene equiparata la no tax area ai lavoratori dipendenti, viene innalzata a 8.125, per cui anche qui qualcosa in più nella pensione. La pensione diventa più pesante, diciamo così. Ecco, è una misura che poi, questa è la prima fase dell'accordo con il governo, affronterà per esempio i lavori usuranti. Questa è una discussione che abbiamo con i vari governi aperta da tantissimo tempo, dove ci sono alcuni lavori che oggettivamente non possono essere a 67 anni, chi sale su un'impalcatura, chi fa prevalentemente turni notturni, chi ha carichi di lavoro eccessivi. Ma anche magari chi guida veicoli portando persone. Insomma, ci sono tutta una serie di tipologie di lavori che devono essere classificati. Il chirurgo, non lo so, faccio per dire. Chi ha praticamente un livello di stress psicofisico di un certo livello che possa essere classificato tra i lavori usuranti e per cui godere di una scelta anticipata. Tornando alla busta arancione, se io non riesco a leggerla, mi rivolgo ai punti arancione, le risposte le ho gratuitamente, come funziona il servizio? Allora, uno non riesce a leggere la busta arancione, può chiamare, come abbiamo detto prima, il numero verde, 800-995-035, può rivolgersi alle 24 sedi territoriali della CISL, della CISL, sì, della CISL. Abbiamo chiamato appunto questo punto arancione per identificare la busta arancione proprio, e chi si troverà davanti? Si troverà un primo operatore che darà una prima risposta, sarà formato e professionalizzato rispetto a dare una prima risposta alla lettura della busta arancione. Dopo, rispetto ai suoi bisogni, se deve sistemare sempre gratuitamente la sua posizione previdenziale, viene indirizzato al patronato e il patronato provvederà a sistemare tutta la sua situazione previdenziale. Se il lavoratore decide di valutare che la pensione che l'INPS gli dà è poca e ha interesse a costruirsi un percorso di pensione integrativa, in collaborazione con il Fondo Solidarietà Veneto ci sarà un consulente dedicato che, sempre qui gratuitamente, gli fornirà un piano previdenziale per vedere cosa affiancare alla pensione pubblica con un fondo e con quale modalità. Sembra abbastanza un buon servizio. No, sì, sembra abbastanza un buon servizio. Riusciamo a fare una previsione?